pesca di Leonforte GP viene accarezzata 10 volte prima della raccolta. Sempre Fruit Logistica, siamo a Leonforte con le buonissime e famosissime pesche di Leonforte, la pesca di Leonforte GP. Siamo col direttore Rita Serafini, buonasera a tutti. Allora, tu ci spiegavi la particolarità di questa bellissima, oltre che buonissima, pesca. Esatto, intanto la pesca di Leonforte IGP è un'indicazione geografica protetta riconosciuta dall'Unione Europea, si produce appunto a Leonforte, Calascibetta, Gira, 5 comuni in provincia di Enna, quindi siamo esattamente nel cuore della Sicilia. Diverse sono le peculiarità di questo prodotto delizioso. Il primo è che è una pesca piuttosto grande, gialla o anche bianca, perché si coltiva in 2 varietà, biancone e giallone, e viene coltivata appunto in questo territorio. Quando la pesca diventa già noce, quindi siamo tra maggio e giugno, viene insacchettata manualmente una ad una con sacchetti di carta pergamenata chiusi magistralmente con un leggerissimo fil di ferro. Poi viene raccolta dal 1° di agosto fino al 15 di novembre. Questo perché la pesca di Leonforte IGP è una pesca tardiva, cioè è presente sul mercato quando le altre pesche non sono più presenti. Ovviamente ha un grado zuccherino molto elevato e in questa bellissima manifestazione berlinese la degustiamo come pesca sciroppata e come confettura. Buonissime, sono bellissime. È particolare anche questa lavorazione Assolutamente manuale, sì. cioè con tanto di tecnologia e di innovazione, ancora oggi Tutto manuale. pesca per pesca viene racchiusa in questo sacchetto. Si dice che la pesca di Leonforte GP viene accarezzata 10 volte prima della raccolta, proprio perché c'è un amore per la cura e la tradizione e il rispetto ovviamente della qualità e del disciplinare di produzione. È la prima volta che siete qua? No, no, siamo presenti anche da altre volte, noi siamo il consorzio di tutela riconosciuto nel 2022, quindi siamo un braccio operativo istituzionale sostanzialmente con un gruppo di produttori e confezionatori quasi del 90% in cui appunto tutti i produttori stanno insieme. Volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa, che l'insacchettamento ovviamente protegge il frutto da agenti atmosferici e dagli insetti e consente, come abbiamo detto poc'anzi, la maturazione uniforme dell'intero frutto. Quindi assaggiatela e godetela. Quanti sono le aziende? Allora, sono all'incirca 18 aziende e 3 centri di confezionamento all'interno del consorzio, poi appunto ripetevo circa un 10% fuori. Quanti ettari più o meno sono? Allora, tutti i numeri sono riportati qui, sono 18 produttori, 3 centri, un distributore, il 90% e un gruppo appunto. C'è tanto da fare. C'è molto da fare, però come avete visto c'è tantissimo entusiasmo, il prodotto è un prodotto che vale, ovviamente è un frutto italiano, specificatamente della Sicilia, che è una terra conosciutissima e amata perché non potrebbe essere altrimenti. Complimenti, viva la pesca di Leonforte. Viva la pesca di Leonforte. E complimenti per tutta l'attività che porterete avanti. Grazie, grazie davvero.